Ferragosto, con il centro storico quasi deserto, una città a vocazione turistica deve trovare soluzioni più coordinate. Incalza l'Ascom di Treviso, il sindaco Conte concorda, serve più turnover. 6 daspo del questore per i partecipanti alla violenta rissa a bottigliate del 1° agosto a Conegliano, che aveva causato anche dei feriti. Per 3 anni non potranno accedere ai locali della zona. Filo spinato ad altezza uomo lungo un sentiero sul Monte Cesena a Valdobbiadene, nel sindaco fregonese, atto sconsiderato che poteva avere risvolti drammatici. L'annuncio del presidente Stefani, istituita alla Balbi un'unità organizzativa antimafia, obiettivo potenziare il ruolo della regione nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità. Venerdì nero per la filiale del Corriere GLS di Ponzano, dalle 8 del mattino un continuo via vai di clienti che lamentavano la mancata consegna dei pacchi sul posto, i carabinieri. Studio della provincia sul livello di istruzione nella Marca, l'ente rileva come dal 2021 ad oggi ci sia stata un'impennata dei laureati, principalmente donne, soprattutto nei piccoli comuni. Siccità, l'assessora alla protezione civile Venturini, in sopralluogo al lago di Santa Croce in Alpago, serve una strategia condivisa, dice a breve un tavolo operativo. Per Ferragosto la siccità prolungata regala un insolito spettacolo lungo il Sile, lungo l'alzaia del fiume dalla centrale verso Casier. Il consistente abbassamento dell'acqua fa riaffiorare i bucci. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, molti negozi chiusi per ferie, città quasi deserta se non fosse per turisti e attività gastronomiche. Una città a vocazione turistica deve certamente trovare soluzioni più coordinate se vuole crescere ancora, dice il presidente di Ascom Confcommercio Federico Capraro. Una città con una vocazione turistica come quella di Treviso, una nuova vocazione, deve probabilmente organizzarsi in maniera diversa. Quest'anno, devo essere sincero, siamo stati presi un po' di sorpresa da un caldo eccessivo che ha svuotato la città, l'ha svuotata per più di qualche settimana, per delle temperature veramente difficili da affrontare, e svuotando anche di un movimento turistico che era maggiore nella percorrenza, nel flusso in città, per cui ci può essere stata anche qualche chiusura in più all'ultimo minuto. Se il caldo ha certamente influito sulla scelta di chiudere molti dei negozi, un passaggio in centro in queste ore restituisce comunque una fotografia deserta della città. Molti tengono le serrande abbassate e resistono solo i turisti alla caccia di dolci tipici, refrigerio nei musei o pranzi all'aria aperta, purché all'ombra. Ma se Treviso vuole offrire più concorrenza turistica alle sue rivali venete, deve certamente coordinare meglio aperture e chiusure, perché non c'è dubbio che i negozi siano parte strutturale e attrattiva della città. L'aspetto commerciale è un'attrattiva per la città, cioè i negozi attraggono la gente a venire a Treviso, sono un elemento dell'eccellenza trevigiana, così come i locali per tutto quello che è l'enogastronomia. Ripeto, quest'anno probabilmente il grande caldo ha condizionato alcune scelte e noi dobbiamo capire se è stata un'annata eccezionale per cui dall'anno prossimo possiamo tornare sulle nostre abitudini, oppure dobbiamo rivedere anche l'estate in termini di riorganizzazione di orari, di turni, anche di organizzazione dei nostri collaboratori e delle aperture delle attività. Chi certamente non conosce pause e sfrutta il momento sono le attività gastronomiche legate a tiramisù in particolar modo e ai gelati. Vediamo solo turisti, per fortuna, quindi vuol dire che insomma, la strada per quello che riguarda questo territorio, la strada giusta, una conversione storica ha portato a far conoscere Treviso sicuramente a un pubblico non solo locale ma anche oltre quello che è l'Italia, oltre i confini, per cui siamo, presumo, sulla strada più che giusta per arrivare a far diventare la seconda città del Veneto a livello turistico. Più turisti o più trevigiani in giro? Fondamentalmente più turisti stranieri, diciamo. Cioè, vediamo francesi, spagnoli, anche molti del paese est, polacchi, ungheresi. Anche il sindaco è d'accordo che serva più coordinamento per garantire più negozi aperti in città durante la settimana di Ferragosto. Coordinamento e turnover, nel senso che noi stiamo investendo sulla promozione turistica della città e i risultati si vedono, ci sono davvero tantissimi turisti, mentre magari i trevigiani si sono spostati nelle località turistiche, quindi è vero che c'è un po' un calo di flusso, è altrettanto vero che dall'altra parte c'è un aumento esponenziale delle presenze in città. Devo dire che quest'anno forse il grande caldo
non ha aiutato queste dinamiche, però credo che ragionando insieme, dialogando, si possano trovare delle soluzioni che possano garantire un livello di ospitalità della città adeguato a quella che è la nuova proposta turistica. La città è cresciuta esponenzialmente in arrivi da ogni parte del mondo. In poche ore abbiamo incontrato tedeschi, spagnoli, francesi, giapponesi, americani e anche coreani venuti apposta per mangiare il tiramisù. We heard that this is the hometown of the tiramisu, so we want to taste it. I nostri commercianti sono un elemento di grande attrazione, averli tutti chiusi francamente è un peccato anche per chi viene a Treviso a godere delle emozioni, quindi noi siamo disponibili a creare questo momento di confronto per migliorarci per il futuro, quindi più negozi aperti vuol dire una città sempre più attrattiva. Capisco tutte le difficoltà, i costi, il caldo eccetera, però se tutti noi facciamo uno sforzo credo che possiamo presentarci ancora meglio agli occhi dei turisti. Una città che diventa un brand mondiale grazie al suo dolce non può non offrire servizi, anche se quest'anno il grande caldo ha condizionato e non poco le scelte di tutti. È altrettanto vero che ha anche una responsabilità, quindi se da tutto il mondo partono per venire qui a mangiare il tiramisù, dopo il tiramisù magari vogliono fare dello shopping e è giusto che trovino una città aperta e accogliente. Ripeto, capisco le difficoltà dei commercianti e le loro dinamiche anche interne, gestionali, ma credo che se tutti insieme ci ragioniamo una soluzione la si possa trovare. Però quest'anno l'elemento che ha condizionato molto è stato anche il grande caldo. Nelle ore pomeridiane non c'è nessuno in giro perché è di fatto davvero molto difficile poter visitare la città, quindi capisco anche alcune scelte che rispetto all'anno scorso possono essere diverse perché il grande caldo ha messo tutti un po' in difficoltà. Rimaniamo in città, mattinata di interruzione della corrente in alcuni civici di Piazza San Vito e delle vie attigue e qualche disagio per gli esercenti, anche se dicono erano stati avvisati per tempo. Confermo che siamo senza corrente fino alle 15:30. E come state lavorando? E ci siamo organizzate, visto che avevamo comunque ricevuto per tempo la comunicazione, con un portatile che abbiamo in uso in agenzia e utilizzando il cellulare di servizio per fare hotspot. La comunicazione quindi il Comune ve l'aveva data? Sì, certamente. Poco più di 7 ore senza corrente questa mattina per alcune attività e negozi del centro storico intorno a Piazza San Vito per consentire lavori di sistemazione sulla rete elettrica. E se qualcuno ha riferito che non era stato avvisato, molti esercenti invece confermano la presenza di avvisi di colore giallo che sono stati distribuiti ben 10 giorni prima della data della sospensione. Corrente che era già stata interrotta il 6 luglio scorso con le stesse modalità. Ma se chi non commercia in generi alimentari ha sofferto solo qualche disagio, il problema è stato maggiore per chi ha dovuto gestire frighi e materiali deperibili. Ma anche in questo caso c'è chi minimizza, bastava organizzarsi. Io mi sono organizzato logicamente, sapendo il giorno che tornava corrente, aumentando i frigoriferi e il freddo, invece di meno 18 l'ho portato a meno 22 e raggruppando le cose delle fresche in un unico frigo in modo che mantenesse più fresco. Tutto qua, molto semplice. Quindi bastava organizzarsi? Bastava organizzarsi, come mi sembra che sia giusto, quando siamo avvisati. Ed ora la cronaca. Il questore di Treviso Alessandra Simone ha emesso 6 provvedimenti di daspo urbano per un periodo di 3 anni nei confronti dei protagonisti della violenta rissa dello scorso 1° agosto a Conegliano, quando personale del commissariato di polizia era dovuto intervenire in via Matteotti nei pressi di un bar dove alcuni residenti avevano addirittura versato secchiate d'acque sul gruppetto per cercare di mettere fine alla scazzottata. Sul posto 6 stranieri, 2 di origine marocchina e 4 romeni, tutti di età compresa tra i 23 e i 49 anni, residenti a Conegliano, già aggravati da precedenti. All'esterno del bar, nelle vicinanze dei tavolini esterni, numerose bottiglie di vetro frantumate, oltre a tracce di sangue riconducibili alla rissa. 3 feriti erano stati trasportati all'ospedale civile di Conegliano, gli altri 3 invece condotti in commissariato. A seguito delle indagini della divisione anticrimine, il questore ha emesso 6 provvedimenti che prevedono il divieto di accesso agli esercizi pubblici nella zona teatro della rissa. Un'auto sospetta, una Mercedes Station Wagon bianca, vista nelle zone di furti in abitazione tra il Trevigiano e il Padovano, e così il sindaco di Trebasele che mette in guardia i cittadini.
Sono entrati nell'abitazione, hanno scassinato la cassaforte con un flessibile, rovistato nelle stanze, nei cassetti e rubato denaro e gioielli. La vittima risiede nel Trevigiano ma lavora a Trebaseleghe e poi ha presentato denunce ai carabinieri di Castelfranco Veneto. Ad agire sono state 2 persone incappucciate arrivate a bordo di una Mercedes Station Wagon bianca ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'abitazione. Un'auto con le stesse caratteristiche è stata segnalata anche nel Padovano, a Piombino Dese e Campo San Piero, in occasione di altri furti. Il comune di Trebaseleghe quindi mette in guardia i cittadini e invita alla massima attenzione. A documentare quanto accaduto è stata la telecamera dell'abitazione che ha ripreso l'auto e i 2 uomini. Nel video sono rimaste registrate anche le voci dei 2 ladri che parlano con accento straniero. Le immagini e l'audio sono elementi a disposizione dei carabinieri per gli accertamenti e per l'identificazione dei responsabili. La stessa Mercedes è stata segnalata anche nel territorio padovano, in particolare a Piombino Dese e Campo San Piero, dove sono stati segnalati episodi riconducibili a furti nelle abitazioni. Incidenti nella Marca, questa mattina un 64enne originario di Scorzè, probabilmente per un malore, si è schiantato con la sua Skoda contro la pensilina di un autobus. Il sinistro è avvenuto sulla Castellana nel territorio comunale di Strana. Fortunatamente nessuno in quel momento si trovava sul marciapiede. Sul posto l'elicottero del SUAM 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. La polizia locale di Strana è intervenuta per i rilievi, la gestione della viabilità. Un altro incidente è accaduto a Treviso, in via Ottavio, un 20enne di origine straniera in sella ad una bici per prestare servizio come rider si è scontrato con un'auto. Il giovane è caduto a terra e ha riportato lesioni lievi. È stato soccorso da un'ambulanza del SUAM 118 e accompagnato al pronto soccorso del Cafoncello. Sul posto la polizia locale. Filo spinato ad altezza uomo lungo un sentiero sul Monte Cesena a Valdobbiadene. Il sindaco fregonese, atto sconsiderato che poteva avere risvolti drammatici. Teso, posizionato ad altezza uomo, un filo spinato che avrebbe potuto ferire, se non peggio, gli escursionisti che percorrono quel tratto di sentiero sul Monte Cesen. Fortunatamente a trovarlo una cittadina che ha subito lanciato l'allarme anche sui social, un fatto inquietante e pericoloso. Sul posto si è subito recato il sindaco fregonese. Mi sono recato sul posto e il filo spinato era già stato rimosso. Non era proprio lungo sentiero ma in una deviazione, ma comunque sempre pericoloso per chi frequenta la montagna. Fortunatamente è un episodio isolato, ma l'attenzione resta alta per questo gesto sconsiderato che poteva avere dei risvolti drammatici. Il filo spinato era stato teso tra un albero e l'altro in mezzo alla vegetazione in modo da risultare difficilmente visibile soprattutto a chi percorre il sentiero in velocità, magari correndo o andando in bici. Non è stato identificato il responsabile, ma il sindaco ha informato i comandanti delle stazioni dei carabinieri forestali di Valdobbiadene. Fortunatamente le nostre montagne sono molto frequentate da turisti visitatori, ma anche da volontari, da forze dell'ordine, carabinieri forestali, volontari abbiamo alpini, antincendi boschivi, le Proloco che percorrono proprio per manutenzione i sentieri proprio per garantirne la sicurezza. Abbiamo oltre 300 km di percorsi sulle nostre montagne. E devo dire che l'attenzione è alta. A monitorare i sentieri anche CAI di Feltre e di Vittorio Veneto, il soccorso alpino ed il personale del comune di Valdobbiadene. Il sindaco ha poi voluto ringraziare chi ha trovato e tagliato il filo spinato prima potesse ferire qualcuno. Ringrazio coloro che hanno segnalato tempestivamente il ritrovamento del filo spinato e anche coloro che lo hanno rimosso. Ringrazio anche tutti i volontari che quotidianamente percorrono i sentieri proprio per garantirne la sicurezza. Ora il timore è il pericolo di emulazione che potrebbe spingere altre persone a compiere azioni simili. Le indagini delle forze dell'ordine per individuare il responsabile.
Abbiamo istituito una specifica unità organizzativa regionale antimafia. L'obiettivo è potenziare sempre di più il ruolo della Regione del Veneto nella difesa e nella promozione della legalità. Lo afferma in una nota il Presidente del Veneto, Alberto Stefani, annunciando l'avvio del percorso interno agli uffici di Palazzo Balbi per l'istituzione di una specifica struttura che affiancherà i comuni. In questo modo vogliamo contrastare le infiltrazioni di carattere mafioso nella nostra terra, sostenendo gli enti locali e le organizzazioni del terzo settore con uno strumento omogeneo ed efficace nei percorsi per l'accesso al riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata e nella gestione. Stefani, che alla fine dello scorso maggio ha assunto in una giunta una specifica delega antimafia, ha definito fondamentale mettere sul tavolo azioni che facciano sentire i cittadini parte attiva in questa battaglia. È stato un venerdì torrido per la filiale di Ponzano della società di trasporti GLS. Dalle 8 è stato un continuo via vai di clienti che lamentavano la mancata consegna dei pacchi, alcuni contenenti anche medicinali. Era una consegna prevista per il giorno lavorativo successivo. No, notizie da dare. Ma c'è un numero a cui io possa chiamare? Chiusa oggi la sera. Ho capito, però da aperto. Cioè un'azienda come la vostra, ecco, che dice aperto, chiude alle 13, 13:30 e io sono venuta qua. È solo una dell'interminabile fila di clienti arrivati davanti alla sede di Ponzano della GLS per ritirare delle spedizioni che dovevano arrivare da giorni. È dal giorno 5 che sto aspettando un pacco. Dal 5 agosto? Sì, è stato spedito e non è ancora arrivato. Un via vai iniziato alle 8 che ha avuto anche dei momenti di tensione con l'arrivo dei carabinieri per cercare di calmare un gruppo di clienti imbufaliti, sia per la mancata consegna che per il modo di gestire il disservizio. Infatti fino alle 11, quando sono stati appesi questi cartelli, la scena era sempre la stessa. Deve ritirare qualcosa? Sì. Cose importanti o? No, vabbè, normali, ma non so, non c'era messo niente sul sito o qualcosa che è chiuso. Lei sta aspettando? Un pezzo da una settimana e non c'è la traccia di questo pacco partito da Bologna la settimana scorsa. E adesso qua è chiuso? Adesso qua è chiuso. Sono venuto di persona per vedere se c'era qualcosa, ma i cancelli sono chiusi. Inutile attendere davanti al campanello e poi cercare un contatto telefonico. Alla fine, dopo essersi consolati a vicenda sulla sventurata situazione, si torna a casa più arrabbiati di prima. Intercettati mentre mettevano i cartelli, alcuni addenti dell'azienda a telecamere spente hanno spiegato informalmente che il disservizio sarebbe stato causato da un cambio di gestione interno, con relative ripercussioni logistiche, che dovrebbero essere superate con l'inizio della prossima settimana. Studio della provincia sul livello di istruzione nella Marca, l'ente che ha competenza sull'edilizia scolastica delle superiori, rileva come dal 2021 ad oggi ci sia stata un'impennata dei laureati, soprattutto donne, e nei piccoli comuni. Nella Marca trevigiana aumenta il livello di istruzione. A registrare il trend è l'analisi condotta dall'Ufficio Statistica della provincia di Treviso. Dal 2021 più 13,7% di laureati, soprattutto nei piccoli comuni e principalmente donne, e meno 10% di residenti senza nessun titolo di studio. L'analisi si basa sui dati del censimento Istat. Lauree triennali in sensibile aumento dunque, magistrali e dottorati più 7,85%, ma oltre il 5% è cresciuto anche il numero dei diplomati. In calo quasi dell'11% i residenti con la sola licenza elementare, meno 1,8% la sola licenza media. Il diploma di maturità rimane il titolo di studio più diffuso, quasi il 40% della popolazione, ma la novità è la rapida crescita dei laureati e sono le donne a fare da traino, superando pur di poco gli uomini. È il capoluogo Treviso a registrare la percentuale maggiore, quasi il 20% della popolazione, quindi Mogliano e Conegliano, ma gli incrementi più significativi si registrano altrove, nei piccoli centri, più 33% a Cima d'Olmo per le lauree magistrali e i dottorati, più 49% a Fonte per le triennali.
Uno studio del servizio di follow-up neonatale della terapia intensiva del Cafoncello accende i riflettori sulla salute dei bambini nati molto prematuri. La ricerca ha seguito 301 giovani nati tra il 2003 e il 2010 con un peso medio alla nascita di appena 1 kg e 131 grammi. Se dal punto di vista fisico la loro salute è oggi paragonabile a quella dei coetanei, il benessere psicologico tende invece a diminuire dall'adolescenza all'età adulta, soprattutto in presenza di stress scolastico e bullismo. Da qui la necessità, secondo i medici, di prolungare il sostegno psicologico e multidisciplinare oltre l'infanzia. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo tornati in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ancora abbandoni lungo l'Alzaia del Sile a Silea. Da una parte c'è chi ha trasformato una cisterna per l'acqua in un singolare cassonetto, dall'altra guaine di cavi elettrici, probabilmente residuo di furti di rame. Vai a passeggiare verso l'Alzaia di Silea ed un tratto ti imbatti su un singolare cassonetto. E questa è la segnalazione di un nostro telespettatore innamorato del Sile e che per questo non sopporta gli abbandoni di rifiuti, che si ripetono costantemente su quest'area all'ombra, è il caso di dirlo, degli storici silos Pagnan, un tempo colmi di granaglie da caricare sui burci che poi le trasportavano verso i mulini lungo il fiume. In genere questo punto diventa una discarica di materiale vario, ma questa è la prima volta che una cisterna, probabilmente usata per decenni per portare acqua sui campi, è stata trasformata in cassonetto di macerie, probabilmente residuo di ristrutturazione di un bagno. Di sicuro gli ignoti ecovandali hanno avuto qualche complicazione nel portare il tutto sul luogo dell'abbandono, visto che alla fine hanno pure abbandonato la fune da traino, schiacciata da qualche quintale di detriti con tanto di posa, di basamento di plastica per evitare che la cisterna ruotasse su se stessa. Ma le sorprese non si fermano qui. Nella stessa notte, ma proprio a fronte Sile, sono apparse queste guaine. Si tratta di spezzoni di cavi elettrici industriali dai quali ignoti hanno ricavato il rame sbarazzandosi dell'isolamento plastico. In questo caso facile intuire che sia il residuo di un furto di rame dentro qualche fabbrica o qualche edificio industriale più in fase di costruzione che di abbandono, considerando la qualità delle guaine, cavi che ora certamente qualcuno riconoscerà. Plastiche, calcinacci e cisterna che, come i precedenti, ora sono in carico alla comunità di Silea, con il sindaco sempre più convinto a mettere delle telecamere anche su questa zona. Sono molto arrabbiata e veramente triste che accadano ancora queste cose nel territorio di Silea. Stiamo facendo di tutto per riuscire anche a potenzialmente rintracciare coloro che hanno compiuto questo gesto. Abbandonare i rifiuti di quella portata è un atto di inciviltà e ci stiamo muovendo con la polizia locale. Abbiamo già chiesto un preventivo a Contarina. Certo è che chi compie queste azioni compie un danno all'intera collettività e veramente sono gesti inqualificabili e ci dispiace che a pagare siano tutti i cittadini. Ed ora un suggerimento per Ferragosto, una passeggiata lungo l'Alzaia del Sile dalla centrale verso Casier per ammirare i burci che la siccità di questa estate ha fatto riaffiorare. Il cambiamento climatico è anche questo, il Sile che diventa un prato erboso. Siamo nell'ansa che fa da darsene a Silea, per un fiume che in quest'estate è calato notevolmente, come non si era mai visto prima. Qui siamo allo storico approdo della Nea, con un salto di oltre 2 metri e le bricole esposte nella parte più fragile. Erbe d'acqua che per la prima volta emergono dai fondali e che servono da nido per questa gallinella. Più in là, il sole cocente impone ai cigni di cercare riparo verso la riva. Istantanee di un paesaggio che la mancanza d'acqua arricchisce di un elemento in più, o meglio di protagonisti silenziosi che ora tornano in gran parte visibili. Sono i burci, storiche imbarcazioni da trasporto che hanno solcato per secoli il fiume Trevigiano. Capaci di carichi importanti, hanno ad esempio contribuito alla costruzione di Venezia, portando in laguna i mattoni cotti dalle storiche fornaci Gregori Scarpa di Sant'Antonino.
Oppure hanno trasportato il grano per il mulino Toso per poi portare i sacchi di farina lungo tutto il corso del fiume fino alla laguna, fin quando alle macine si sono abbinate le presse e dal mais si è prodotto l'olio topazio e successivamente il cuore, derivato dal germe del chicco. Burci che andavano e venivano da Porto Marghera fino allo scandalo dell'olio di colza, che dette un colpo mortale al mulino e a tutta la filiera. E i burci, diventati tutto d'un tratto inutili, sono finiti qui, poco sopra la Chiareforti, sull'altra sponda del fiume, testimoni di un'epoca di trasporti industriali che qualcuno, complice una nuova sensibilità ambientale, vorrebbe ripristinare. Ma intanto, in questo Ferragosto, una passeggiata lungo la via a loro dedicata non è solo un'occasione per sfuggire all'afa, ma soprattutto la possibilità di rivedere chiglie, pale barre da timone e prue di questi dinosauri della navigazione, prima che il fiume silente, con le prime piogge che anticipano l'autunno, torni a coprirli nel vano tentativo di proteggerli per l'eternità. Domani appuntamento con la festa dell'Assunta, si comincia alle 10 con la tradizionale messa celebrata dal Vescovo Monsignor Tomasi, con il cero votivo offerto dall'amministrazione comunale alla Madonna. Alle 21 il tradizionale concerto, ecco l'invito da parte del sindaco. Ci vediamo tutti domani alla cerimonia a Madonna Grande dell'Assunta, dove consegneremo come da tradizione il cero, e poi domani sera il tradizionale concerto lirico, che è un grande momento di cultura, ma è soprattutto una grande tradizione. Quindi tutti coloro che sono in città e vogliono tenere e mantenere viva la tradizione, vi aspetto domani mattina a Madonna Grande e domani sera sulla piazza di Santa Maria Maggiore, appunto, per godere della bella musica. Ed ora invece sentiamo quali sono le previsioni del tempo per le prossime ore con il generale Iannicelli. Su di noi la pressione è in leggera diminuzione, però i valori rimangono alti, quindi siamo ancora in campo di alte pressioni, quindi le perturbazioni, quelle che potrebbero portare a piogge più persistenti, si mantengono lontane, quindi non ci sono grossi cambiamenti da questo punto di vista. L'unica novità è che si attenua il flusso di aria calda legato all'anticiclone africano. Questo favorirà un abbassamento di qualche grado delle temperature, soprattutto massime, ma nulla di più, ecco, non ci aspettiamo grandi cose. Infatti prevediamo sia per Ferragosto sia per domenica cielo in prevalenza sereno, un po' di foschia durante la mattina, qualche fenomeno di instabilità sui rilievi e nulla più. Da lunedì, ecco, una piccola linea di instabilità, lo vedete dalla carta del tempo, dovrebbero scendere su di noi, è una linea di instabilità, un piccolo afflusso molto debole, non intenso, quindi non dovrebbe dare grandi effetti più diffusi, qualche temporale più intenso sui rilievi, a ridosso dei rilievi. Qualcosa si porterà anche in pianura, ma non ci aspettiamo grandi cose. Le temperature però, ecco, da lunedì si abbasseranno, le massime intorno ai 28-29 gradi, durerà poco, perché da martedì già le temperature cresceranno e per tutta la settimana saranno oltre i 30 gradi, dai 30 ai 32 gradi, quindi farà ancora caldo, certo meno caldo che nel passato. Fine prossima settimana probabilmente un cambiamento, ma poi su questo ci torneremo. I venti sono deboli, quasi inesistenti, solita brezza salutare lungo le coste, l'Alto Adriatico, il mare è previsto quasi calmo. È tutto. Domani Ferragosto e solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Antena 3 manderà in onda in diretta dalle 10 la Santa Messa celebrata nel santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Appuntamento domani dunque alle 10 in diretta su Antena 3. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Siccità e fabbisogno idrico. Stamani al lago di Santa Croce, diventato emblema nelle scorse settimane degli effetti del cambiamento climatico, è arrivata per un sopralluogo l'assessore regionale Elisa Venturini.
Conciliare i bisogni idrici della pianura con la tutela del patrimonio ambientale della montagna, strettamente legato all'indotto turistico, ma anche ai temi di protezione civile e sicurezza del territorio. Dal sopralluogo al lago di Santa Croce dell'assessore regionale all'ambiente e protezione civile Elisa Venturini, ospite del consigliere provinciale e sindaco di Alpago, nonché collega di partito Alberto Peterle, le priorità che emergono sono chiare. È chiaro che il calo del livello dell'acqua del lago è una questione complessa, perché è legata ad una serie di esigenze. C'è l'esigenza dei fabbisogni idrici a valle, le esigenze turistico-ambientali dei comuni rivieraschi, la produzione idroelettrica, le necessità di protezione civile e raccolta dell'acqua per gli incendi, tutte finalità che devono essere contemperate. Per fare questo la Regione ritiene opportuno individuare un momento di confronto dove coinvolgere tutti i soggetti interessati. E quindi l'ente provincia, consorzio BIM, consorzi di bonifica, autorità di bacino, Enel e sindaci dei comuni rivieraschi per individuare soluzioni di gestione da attuare nell'immediato e la pianificazione di interventi strutturali più complessi nel lungo periodo. Da arrivare quindi a soddisfare le esigenze del territorio, che non è solo del territorio montano ma del territorio di pianura, perché si tratta di un sistema questo che riguarda la gestione dell'acqua e della risorsa idrica. Una questione che ha ormai assunto connotati quanto mai politici. Un coordinamento centrale con capofila alla Regione è richiesto a gran voce dalle opposizioni, in particolare dal consigliere regionale Demma Alessandro Del Bianco e dalla consigliera provinciale e sindaca di Pieve di Cadore Cindy Manusci, il primo manifestando la necessità di elaborare un bilancio idrico regionale aggiornato che consenta di chiarire fabbisogni e disponibilità della risorsa idrica, la seconda con la richiesta di assunzione di responsabilità da parte della Regione quale ente di riferimento. Di costruzione di invasi per la raccolta e stoccaggio dell'acqua in montagna come in pianura, così come dello sghiaiamento dei fondali lacustri ha parlato nelle scorse ore l'assessore regionale alla montagna Dario Bond, auspicando un'attivazione nei confronti del governo entro il più breve tempo possibile. Occorre una pianificazione che agisca preventivamente e non solo a emergenza in corso, ha detto infine il sindaco di Alpago, da settimane alle prese con le pesanti ricadute per l'indotto turistico causate dall'abbassamento del livello del lago. Il tema è molto articolato, il tema è complesso e sicuramente occorre imbastire una nuova gestione più responsabile e un po' più moderna di tutta la risorsa idrica, perché l'acqua è un bene di tutti e va gestito responsabilmente. E proprio l'Alpago resta al centro della crisi idrica dopo la comunicazione diramata nelle scorse ore da SIBE, la società che gestisce gli acquedotti, dove si comunica che nelle località di Bastia e Villanova, nell'orario compreso tra le 22 e le 6 dal 16 al 20 agosto, potranno verificarsi cali di pressione o sospensione della fornitura idrica. Parallelamente i comuni di Alpago, Chiese e Tambre entrano in stato di attenzione, anche se al momento non sono previste sospensioni dell'erogazione dell'acqua. Sale dunque a quota 24 la lista dei comuni soggetti a crisi idrica in provincia di Belluno, una situazione resa particolarmente grave dall'assenza di partecipazioni, del picco di presenze turistiche e di occupazione delle seconde case. Ulteriori informazioni su comuni e zone interessate dalle sospensioni notturne di fornitura possono essere reperite sul sito internet e sulle pagine social dell'ente gestore. Sono tra le montagne più belle del mondo, ma non tutti sanno che si trovano nel Bellunese, in comune di Auronzo di Cadore. Parliamo delle Tre Cime di Lavaredo. Tre Cime di Lavaredo, con l'amarezza da parte del primo cittadino di vedere a volte indicato di fianco la sigla BZ e di sapere che per molti si ritroverebbero non in comune di Auronzo, ma addirittura in Trentino Alto Adige. Tre Cime dove, peraltro, si va solo prenotando l'accesso. L'overbooking non è un problema, è un bel problema, nel senso che per quanto riguarda il comune è la cassa di risonanza del territorio, quindi bene, noi abbiamo adottato un sistema di prenotazione oltre il quale le macchine non possono salire, così come i pullman, le moto e tutti i mezzi che hanno diritto d'accesso alle Tre Cime se non attraverso la prenotazione. Abbiamo qualche problemino con il gestore del TPL che non sta facendo i compiti che le abbiamo assegnato, però insomma ci stiamo lavorando per far sì che anche loro limitino il numero di turisti da portare in quota ogni giorno. Troppe persone in un solo posto contemporaneamente creano problemi a volte di non facile
facile gestione. Su abbiamo i servizi igienici che sono in sofferenza perché c'è una massa di persone che ne usufruiscono, così come l'accumulo di immondizie, così come altri problemi che, ripeto, come dicevo prima, non è un problema, perché il problema sarebbe se non ci fosse nessuno, perché qui parliamo di economie, famiglie, posti di lavoro, attività fiorenti, attività che danno redditività e che questo sistema crea anche iniziativa privata e soprattutto stiamo attraendo risorse da fuori che vengono ad investire all'interno della nostra comunità. 3 cime che sono certo la vetrina, ma l'obiettivo è far crescere il turismo anche in paese dove c'è il fanbob, dove gli abitanti in stagione da 3.000 diventano 30.000 e dove parecchie attività stanno riaprendo in quella che si sta qualificando come una estate da record. Noi promozionando le 3 cime vendiamo tutto il resto, perché non ci sono solo le 3 cime, come dico molto spesso alla stampa, basta guardarsi attorno, abbiamo un panorama a 360 gradi di bellezze naturali che abbiamo solo la fortuna di gestire noi, perché il Padre Eterno ci ha dotato di un territorio fantastico. Grande successo per l'edizione 2026 del Palio di Feltre, l'evento che rievoca il passaggio della città murata sotto il dominio della Serenissima. Circa 28.000 le presenze registrate in città nel corso delle varie iniziative, a cui si aggiunge il quasi 500.000 di telespettatori che su Antenna 3 hanno seguito in diretta le competizioni tra i quartieri, con il picco di 90.000 spettatori durante la Corsa dei Cavalli, per un'edizione di grandissimo successo e partecipazione. Un sentito ringraziamento a tutti i volontari, organizzatori e partner dell'evento è arrivato dal presidente dell'Associazione Palio di Feltre, Eugenio Tamburrino. E questa era l'ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata a tutti.